Silvia Marcolin, buonasera, ben ritrovata per la presentazione della partita Sassari Torres Trento Calcio Femminile, una partita importante, forse importantissima, si è detto e si è ripetuto, però non fondamentale perché ci sono ancora tante gare da giocare, certo è indubbio che rappresenta un crocevia importante per la vostra stagione. Dopo gli ultimi allenamenti delle ultime settimane abbiamo continuato ad aumentare l'intensità, stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio tra le parti per mettere a loro agio e nel posto giusto le ragazze. Le ragazze devono essere libere di testa, devono entrare in campo, sì, sapendo che è una partita importante, ma come dici tu, non è fondamentale al fine del proseguo della stagione perché ci sono tante altre partite. Certo è che dobbiamo essere libere di testa e fare la partita come se fosse un allenamento, perché in allenamento le ragazze vanno molto. Guardando la classifica però questa partita rappresenta un'occasione ghiotta per andare a riprendere una diretta concorrente per la lotta salvezza che è lì a 3 punti e in questo, se vogliamo, mini campionato che si gioca, ovviamente la Sassari Torres ha a disposizione 2 risultati utili su 3 per mantenere le distanze. Sì, è vero, Torres è avanti 3 punti rispetto a noi, avrà probabilmente 2 risultati su 3, ma anche loro avranno voglia di giocarsela. Dobbiamo solo entrare in campo, come ti dicevo prima, libere di testa, dobbiamo innanzitutto segnare che è qualcosa che ci manca, ma se le ragazze fanno quello che producono in allenamento di sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni. Ma è anche vero che dobbiamo cercare di evitare di prendere il gol, perché anche sotto quell'aspetto lì dobbiamo migliorare. Ecco, appunto, parlando di fase offensiva, è il tasto, se vogliamo, delicato di questa stagione, con al netto di buone prestazioni la difficoltà è sempre stata quella di essere concreti sotto porta. Le chiedo, dopo qualche settimana che sta lavorando con la squadra, ha pensato a qualche soluzione tattica alternativa per ovviare a questa caratteristica, se vogliamo, della squadra? Non ci sono soluzioni. Loro in allenamento fanno veramente dei gol bellissimi che se fossero riprodotti in partita potrebbero vincere anche come gol, gol della giornata. Peccato, mi dispiace per loro perché vedo che si impegnano moltissimo durante la settimana e hanno bisogno di essere premiate. Le chiedo in ultima battuta, dal punto di vista dell'organico, come è arrivata questa sfida importante? Le ragazze sono tutte disponibili? Avete recuperato da qualche acciacco i 15 giorni di sosta? Sono serviti per mettere un po' di benzina nelle gambe? Come sta dal punto di vista fisico e atletico la squadra? Stiamo bene sotto quell'aspetto fisico, solo che gli acciacchi di stagione, qualche influenza ci debilita un po' la rosa, quindi non saremo proprio al completo.